dei servizi finanziari del Comune Empedoclino Salvatore Alesci e 6 revisori dei conti, ha affidato ieri la perizia alla commercialista Rita Amato. L'incidente probatorio che conduce al dibattimento vero e proprio tende a ricercare la prova da utilizzare al processo. Ricordiamo che i difensori di Firetto e di Alesci avevano chiesto al giudice, alla luce della sentenza della Corte dei Conti che ha assolto i 2 dalle accuse contabili, di non ricorrere all'incidente probatorio. Da parte sua il giudice Zammuto ha ritenuto invece di accogliere la richiesta dei pubblici ministeri Simona Faga e Chiara Bisso. Sono 4 le ipotesi di falso in atto pubblico che vengono contestate a Firetto e si riferiscono alle attestazioni fatte nei bilanci che secondo l'accusa sarebbero stati gonfiati per occultare un buco di circa 3 milioni di euro. In particolare si tratterebbe delle misure compensative per la realizzazione del rigassificatore che tra l'altro, come è noto, è rimasto progetto morto.